Buonasera da Sicilia 24, le principali notizie. Secondo attentato intimidatorio in 2 mesi nei confronti della Sicily by Car di Tommaso Dragotto a Carini, nel Palermitano, in fiamme una decina di auto. Allarme e criminalità a Palermo, la risposta di Piantedosi, in arrivo altre 60 telecamere, manifestazioni in via La Lumia dopo la sparatoria di qualche giorno fa, commercianti contrari alla chiusura anticipata dei locali. Movida sicura, a Catania ha firmato in prefettura un protocollo per prevenire atti illegali e situazioni di pericolo all'interno e nelle vicinanze di esercizi pubblici e discoteche. Stragi sul lavoro in Sicilia, 2 operai hanno perso la vita tra Francofonte nel Siracusano e la zona industriale di Catania, entrambe le vittime coinvolte in incidenti con muletti. Report femminicidi in Sicilia, dal 2010 sono 163 le vittime, con Catania che registra il dato più alto, in crescita le attività di prevenzione e recupero. A Catania la STM rischia di rimanere senza acqua per l'imminente scadenza del contratto con Sidra, a rischio il più grande investimento per il sud. Siracusa, sempre più frequenti le interruzioni idriche in centro, residenti, ristoratori e strutture ricettive in difficoltà. La Sicilia è seconda in Italia per numero di bandiere verdi, assegnate dal pediatri alle spiagge più adatte ai bambini, 19 quelle conquistate dall'isola. Bentrovati, è stata una notte di paura a Villa Grazia di Carini, in fiamme una decina di automobili nella sede di Sicily by Car. La struttura che fa capo all'imprenditore Tommaso Dragotto si trova lungo la strada che collega la statale 113 a Via dei Pioppi. L'imprenditore dice: non abbiamo ricevuto richieste di pizzo. Marco Gullà. Ancora intimidazioni, ancora fuoco, in fiamme una decina di auto nel piazzale di una delle sedi di Sicily by Car. Un incendio è divampato la scorsa notte, distruggendo i mezzi parcheggiati all'esterno dello showroom, inaugurato 2 settimane fa a Villa Grazia di Carini dall'imprenditore Tommaso Dragotto, e scatenando un'enorme nube di fumo nero visibile dalla statale 113. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che ora indagano per fare luce sull'accaduto. Dragotto, scosso dalla nuova intimidazione, dice: abbiamo visto le immagini dei sistemi di videosorveglianza, ci sono 3 giovani che scavalcano la ringhiera, gettano benzina sulle auto e fuggono via. In 3 minuti hanno dato fuoco alle auto. E poi alla domanda se ha ricevuto richieste di pizzo, questa è la sua risposta. Nella maniera più assoluta e categorica, 0. Perché se ci fosse stata una pressione a questo l'avrebbero saputo già il comando carabinieri, assolutamente. E se io dico che ci sorrido direi una bugia, certamente la cosa dà molto fastidio, però noi non temiamo perché siamo pulitissimi. Quello della scorsa notte è il secondo episodio intimidatorio in 2 mesi nei confronti di Dragotto. Il 21 marzo sono stati esplosi diversi colpi di Kalashnikov all'interno del deposito di via San Lorenzo. Episodi su episodi, intimidazioni su intimidazioni. Sempre ieri a Palermo, in via Donorione, un incendio è stato appiccato davanti a una saracinesca in un'agenzia immobiliare. Allarme e criminalità dunque a Palermo, la risposta di Piantedosi, altre 60 telecamere arriveranno. Nel pomeriggio c'è stato un sit-in in via La Lumia dopo la sparatoria di qualche giorno fa. Sentiamo ancora Marco Gullà. 60 telecamere in più di videosorveglianza e una più efficace regolamentazione degli orari di apertura dei pubblici esercizi. Ad annunciare i provvedimenti dopo la sparatoria di via La Lumia è il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Chiusura anticipata dei locali che ha però spaccato i commercianti di via La Lumia e via Quintino Sella. C'è chi dice che non è così che si risolvono i problemi per contrastare la criminalità, chi la ritiene invece una misura eccessiva, ma c'è anche chi sostiene che potrebbe essere una strategia efficace per arginare il fenomeno della criminalità durante la movida. Oggi pomeriggio sit-in di residenti, commercianti e associazioni proprio in via La Lumia. Noi siamo d'accordo sull'anticipo dell'orario di chiusura da parte dei locali, dei pub eccetera eccetera, sull'idea anche di istituire più pattuglie e più controlli. L'unica cosa che mi sento di dire in questo momento, forse perché come dire, reduce da tanta esperienza ormai, che queste cose quando succedono c'è appunto l'attenzione massima, quindi forze di polizia, di carabinieri eccetera eccetera, poi come naturalmente accade tutto scema, tutto finisce. Negli ultimi 2 o 3 anni la situazione è peggiorata. Si vive male, io non invito più amici a fare una cena, me lo sono dimenticato,
tornare troppo tardi non si può, perché il portone dove sto viene totalmente occupato e c'è il mancato controllo, c'è un'anarchia assoluta, i ragazzi fanno quello che vogliono. E si lavora anche a Catania per una movida più sicura. È stato siglato un protocollo in prefettura per gestori di esercizi pubblici e discoteche con l'obiettivo di prevenire atti illegali e situazioni di pericolo. Emanuela Corsi. Prevenire atti illegali e situazioni di pericolo all'interno e nelle vicinanze degli esercizi pubblici e dei locali da ballo. In prefettura a Catania è stato siglato un protocollo per una movida più sicura. L'accordo di validità triennale costituisce un'avanzata sinergia tra pubblico e privato in piena attuazione della normativa vigente e delle linee guida del Ministero dell'Interno. Gli operatori che sceglieranno di aderire volontariamente si impegneranno ad adottare un pacchetto di misure che prevede anche l'installazione di impianti di videosorveglianza esterna sulle vie di accesso e di esodo. Ulteriori misure da adottare vertono su una maggiore illuminazione nelle aree di pertinenza, come giardini e parcheggi, e sull'adozione di un codice di condotta dell'avventore, la cui violazione consentirà ai gestori di negare l'accesso o allontanare i trasgressori. Per quanto riguarda i minori, oltre al divieto di somministrazione di alcolici, verrà utilizzato un timbro lavabile sul corpo dei ragazzi per facilitare il controllo visivo del personale ed evitare l'elusione delle norme. Nei locali da ballo si attiveranno contapersone e addetti alla sicurezza proporzionali alla capienza, ma anche metal detector, 4 addetti antincendio, corsi di primo soccorso per lo staff ed etilometri all'uscita. Parallelamente verrà rafforzata l'azione di controllo lungo le vie di afflusso e il contrasto alle organizzazioni abusive di spettacoli e ai falsi circoli privati. L'efficacia complessiva dell'accordo sarà monitorata da una cabina di regia istituita nella prefettura etnea. 4 morti sul lavoro in un solo giorno in Italia, 2 in Sicilia. L'isola resta tra le regioni più a rischio. Sono già 18 le vittime dall'inizio del 2026 e indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente in cui ha perso la vita Francesco Cannone, operaio e giovane calciatore molto conosciuto nel catanese. Eva Spampinato. 4 morti sul lavoro in poche ore ieri in Italia, una nuova scia di sangue che riaccende l'allarme sicurezza nei cantieri, nei magazzini, nelle aziende. 2 delle vittime sono siciliane e si aggiungono al triste elenco delle 18 morti bianche avvenute in Sicilia dall'inizio del 2026. È evidente che il numero di morti sul lavoro continua a essere inaccettabile. Occorre rafforzare prevenzione, controlli e vigilanza perché la sicurezza deve essere garantita prima che accadono le tragedie. Ieri a Francofonte, nel Siracusano, un operaio ucraino di 35 anni è morto schiacciato da alcuni pallet contenenti pannelli fotovoltaici. L'uomo era impegnato in operazioni di scarico di materiale da un camion tramite un muletto e sempre un muletto ha provocato la morte di Francesco Cannone alla zona industriale di Catania. Una tragedia che ha colpito profondamente l'intera comunità perché il 31enne, che lascia 2 figli piccoli, era molto conosciuto, un bravo giocatore di calcio del vivaio del Catania Calcio che ha giocato poi in diverse squadre dilettantistiche del catanese. Si parla di un possibile problema al muletto, ma proprio per questo è fondamentale capire se il mezzo fosse pienamente efficiente, se fossero stati effettuati tutti i controlli e la manutenzione prevista e se le condizioni operative fossero adeguate. Pare che Francesco, che non era impiegato nell'azienda di logistica dove ha perso la vita, si sia lanciato dal muletto perché il mezzo non frenava più e poi è rimasto schiacciato. Ma le indagini chiariranno la dinamica. Un 55enne, Giuseppe Allegre, è morto in un incidente stradale sulla statale 113 in territorio di Cefalù. L'uomo era alla guida di uno scooter e si è scontrato con una vettura. A Catania sono stati illustrati i dati sui femminicidi dal 2010 ad oggi nella sede dell'Associazione Centro Famiglie che si occupa del sostegno alle vittime, ma anche del recupero degli uomini violenti. Il fenomeno è in leggera diminuzione, ma Catania rispetto alle altre città siciliane è maglia nera con 52 casi. Simona Mazzone. Dal 2010 ad oggi in Sicilia sono 163 le vittime di femminicidio. Anche se dai dati raccolti dall'Associazione Centro Famiglie il fenomeno è in leggera diminuzione, Catania rispetto alle siciliane è maglia nera con 52 casi.
Noi abbiamo fatto un lavoro molto approfondito di tutte le situazioni di femminicidio dal 2010 ad ora, è un dato un po' inedito, però ad oggi questo è, con alcuni centri con particolare riferimento, Caltagirone. Intanto i casi legati alla violenza di genere e ai maltrattamenti rimangono un'emergenza costante. Grazie a Dio noi abbiamo una ottima collaborazione con la Questura, credo che sono molto aumentate le denunce. Il centro famiglie con sede operativa a Catania è impegnato nel contrasto alla violenza su più fronti grazie a una rete con gli uffici della Questura e dell'UDEPE, l'organo ministeriale che gestisce le misure alternative alla detenzione, a Tamara Ollus e agli enti collegati. Accanto a loro il CUAV si occupa di avviare un percorso di consapevolezza e recupero con incontri individuali e di gruppo per gli uomini autori di violenza. Organizziamo dei percorsi di riflessione sugli agiti violenti che hanno compiuto. La parte più importante comunque è la loro consapevolezza. Solo nel 2026 sono stati 56 gli uomini che si sono rivolti spontaneamente al centro. Qual è la prima cosa che dite a un uomo che si presenta da voi? Sicuramente c'è una domanda per noi fondamentale, che è quella del riconoscere perché è qui. Intanto il 6 giugno torna a Catania l'evento nazionale I panni sporchi. Si lavano in pubblico con flash mob per dare un segnale unitario contro la violenza. A Palermo una studentessa di 22 anni con disabilità è stata aggredita, molestata e derubata del cellulare mentre rientrava a casa nel quartiere Ballarò. A soccorrerla un passante che ha chiamato la polizia. Il sospettato è un frequentatore della cosiddetta scala del crack, dove si consuma droga e sono frequenti gli episodi di criminalità. A Messina la Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 20.000 euro a 2 responsabili di un'associazione che si occupa di disabilità, accusati di aver truffato l'azienda sanitaria. Gli investigatori accusano i due di aver falsificato le date delle prestazioni dei propri dipendenti per non superare i limiti previsti dalla convenzione con l'azienda. Entrambi sono stati denunciati. E un uomo è ricoverato all'ospedale di Maria di Avola con delle ferite d'arma da fuoco alla schiena e alla gamba dopo una sparatoria avvenuta ieri notte nelle campagne di Pachino, nel Siracusano. L'uomo ferito, originario di Catania, non è in pericolo di vita. La sparatoria sarebbe avvenuta all'interno di un terreno privato dove alcune persone si sarebbero introdotte per rubare angurie. L'uomo sarebbe uno dei ladri, mentre i complici sarebbero fuggiti. La Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta. E a Catania la polizia ha denunciato 2 giovani per furto e ricettazione di moto. Le indagini hanno portato al recupero dei mezzi rubati. Secondo gli investigatori, i 2 usavano flex e altri strumenti per forzare gli antifurti e avrebbero valutato il cavallo di ritorno. La STM di Catania, senza acqua, potrebbe fermare la nuova fase del progetto sul carburo di silicio. Rischia di saltare così il più grande investimento attualmente previsto per il Sud Italia. Il motivo? Sta per scadere il contratto con la Sidra. I sindacati chiedono al Comune una risposta urgente. Eva Spambinato. 400 metri cubi d'acqua all'ora è su questo numero che oggi si gioca il futuro del più grande investimento industriale previsto nel Sud Italia. A lanciare l'allarme sono i sindacati di ST Microelectronics Catania che chiedono risposte immediate sul contratto idrico tra l'azienda e la Sidra. Il 1° aprile alla Regione Sicilia, davanti all'assessore Tamaio e al nostro sindaco Trantino, l'azienda è stata chiara. C'è tutta la volontà di continuare nell'investimento annunciato, ma precondizione affinché tutto questo accada è la sicurezza dell'approvvigionamento idrico entro giugno. Perché senza quell'accordo necessario entro giugno 2026 STM potrebbe fermare la nuova fase del progetto sul carburio di silicio, strategico per microchip e tecnologie avanzate. Se questo non accadrà, ci sono dei responsabili con un nome e un cognome, a partire da chi amministra questa città, per finire alla Regione e persino il Ministero. In gioco non c'è soltanto una trattativa tecnica, ci sono posti di lavoro, sviluppo industriale e il ruolo di Catania nella partita internazionale dell'innovazione. Quando le nostre istituzioni non sono in grado di fornire il minimo di strumenti infrastrutturali, mi chiedo, sono incompetenti o peggio ancora, sono complici della desertificazione industriale del nostro Paese?
Sono sempre più frequenti le interruzioni di fornitura d'acqua a Siracusa, soprattutto in centro. Residenti, ristoratori e strutture ricettive sono in difficoltà con disagi che si registrano proprio quando la città è piena di turisti. Sentiamo Francesco Aloi. Non si può lasciare Ortigia senza acqua ogni 3 giorni, soprattutto d'estate. Ortigia, insieme alla borgata Santa Lucia, è il quartiere che sta pagando il prezzo più alto dell'emergenza idrica. Soprattutto nelle ultime settimane, la rete Colabrodo sta facendo sentire i suoi effetti. Con la bella stagione alle porte e le temperature in salita, i residenti sono sempre più preoccupati. Quando l'acqua torna non si festeggia, perché si sa già che a breve potrebbe esserci un'altra interruzione. Una città a vocazione turistica come Siracusa non si può permettere di lasciare senza acqua, a parte i residenti, che è un minimo di decenza e di vivibilità. Le conseguenze di tutto ciò le stanno pagando anche le strutture ricettive. Ho avuto un ospite che è rimasta sotto la doccia senza acqua, ho dovuto fornirle una confezione d'acqua minerale per risolvere il problema. Ma l'emergenza riguarda tutti, anche bar e ristoranti. Abbiamo una forte preoccupazione per quello che accadrà nel futuro prossimo. Giorno 1 è previsto il passaggio di consegne del servizio da un gestore ad un altro. Chiederemo al prefetto, Sua Eccellenza il prefetto, l'onere di gestire attraverso una unità di crisi appunto questa transizione. Perché poi il paradosso è questo: l'acqua c'è, ma si perde lungo la strada. Breve pausa, ci vediamo tra poco. A Catania, dopo le fiamme agli orti di Cibali e alla Timpa di Leucatia, cresce la paura per possibili nuovi incendi. La situazione è delicata a Barriera, dove un'ampia area in abbandono è a ridosso di una scuola. Tonino De Mana. Una proprietà privata per un pubblico pericolo o un pericolo pubblico. Dopo le fiamme agli orti di Cibali e alla Timpa di Leucatia, cresce la paura a Catania per ampie zone di terreno incolte che potrebbero innescare altri incendi. Sempre più delicata la situazione in via Riccardo Quartararo a Barriera, dove le sterpaglie secche sono a ridosso del muro perimetrale dell'istituto comprensivo Italo Calvino. Più che legittime le preoccupazioni dei genitori, degli alunni e dei residenti, che sollecitano interventi prima che sia troppo tardi. In questo momento è una bomba vera e propria, perché nel periodo degli incendi, nel periodo di tutto quello che sta succedendo, qua c'è, in primis c'è una scuola, poi ci sono le case. Ci diranno sicuramente che questa è una proprietà privata e quindi deve intervenire il privato, ma se il privato non interviene, il comune non interviene, chi deve intervenire? Il fuoco, dobbiamo scappare di notte, di giorno, i ragazzi si sta finendo la scuola, ma la scuola c'è. Sono state fatte diverse segnalazioni anche per quanto riguarda la pulizia in generale della zona. A settembre si ricomincia. Come la troveremo questa zona? Mi auguro che sia sistemata, non ne sono certa. Un'altra bomba ecologica si trova a ridosso del viale Tirreno. Qui l'area trasformata in una mega discarica è stata già interdetta dalla polizia locale, anche se qualcuno ha strappato gli avvisi, ma per la bonifica non ci sono ancora tempi certi, colpa, neanche a dirlo, di pastoie burocratiche. Sul rifacimento del lungomare desideriamo avere tutte le informazioni per capire se presenta condizioni di vulnerabilità che ci impongono di rivedere il progetto di riqualificazione già iniziato con il cantiere aperto dinanzi al Nautico. Lo scrive su Facebook il sindaco di Catania Enrico Trantino. Con 19 bandiere verdi i pediatri premiano le spiagge della Sicilia, seconda regione in Italia. Il podio conferma la qualità delle nostre coste. A Modica la consegna della bandiera della provincia Implea, che ne vanta 7. Veronica Barbarino. Da Balestrate a Campobello di Mazara, da Menfi a Lipari passando per Pozzallo, i pediatri italiani premiano con 19 bandiere verdi la Sicilia. L'isola si conferma tra le mete ideali per le vacanze delle famiglie con bambini. Seconda regione in Italia, dopo la Calabria e prima della Sardegna, tra le province dell'isola spicca Ragusa, con ben 7 località premiate lungo tutta la fascia costiera. Un risultato importante celebrato a Modica, che per la prima volta ottiene il vessillo. I pediatri si basano sulla loro esperienza professionale, sulle caratteristiche ambientali,
perché ci deve essere praticamente una spiaggia vivibile, ma anche servizi per le famiglie, perché quando una famiglia va in vacanza è tutta la famiglia che va in vacanza, per cui si devono divertire tutti, però servono anche dei servizi. I criteri di selezione sono rigorosi. Devono esserci spiagge con fondali bassi, spazi adeguati, servizi per bambini, presenza di bagnini e un ospedale pediatrico vicino. Ma serve anche un ambiente vivace e stimolante dove i più piccoli possano socializzare e sviluppare capacità sensoriali e relazionali. Ma da quali spiagge stare lontano secondo i pediatri? Quella dove non c'è il servizio di salvataggio. Perché il relax è importante, ma con i bambini al mare, attenzione e sicurezza devono sempre venire prima di tutto. Adesso una breve pausa e poi il calcio con il Catania. Questa sera al Massimino il ritorno della semifinale dei playoff tra Catania e Ascoli. Si parte dal 4-0 per i marchigiani, eppure sono previsti 20.000 tifosi che proveranno a spingere i rossazzurri. Francesco Triolo. A caccia di un miracolo, un'impresa di quelle da scrivere nella storia, il Catania stasera alle 21 al Massimino contro l'Ascoli gioca per la città, per la maglia, anche per la stessa dignità di un gruppo che nella gara d'andata ha distrutto un campionato con una prova pessima. Il 4-0 dell'Ascoli ha teoricamente chiuso la partita, ma c'è nella squadra di Toscano la volontà di giocarsi il tutto per tutto. È una partita di calcio, tutto può accadere, ma la gara di questa sera è quanto di più complicato ci sia. In 20.000 avevano acquistato il biglietto per una serata di gloria, adesso sono pronti a spingere i rossazzurri, poi a fine partita si vedrà e si potranno tracciare i bilanci. Sul fronte squadra poco importa chi giochi, Menez è squalificato, non sono nelle migliori condizioni giocatori come Di Tacchio, Casasole e Cicerè. Che squadra metterà sul Toscano quindi è tutta da vedere. Di sicuro è che i calcoli non valgono a nulla in partite come questa, verrebbe da dire o la va o la spacca, altro no. L'Ascoli arriverà al Massimino con la consapevolezza della propria forza, vista per tutto il girone di ritorno da parte della squadra di Tomei e anche nella partita dell'andata. Il presidente rossazzurro, Rosario Pelligra, ha cercato di caricare squadra e ambiente. Ci credo, ha detto, ma ha chiesto orgoglio e una reazione. I tifosi ci saranno. Il comunicato delle curve è stato chiaro, sia in termini di sostegno alla squadra nei 90 minuti che nella durezza di un obiettivo che comunque si sta vedendo sfumare via dopo una lunga e intensa stagione. 90 minuti per evitare che siano gli ultimi 90 minuti. Il Catania ci prova. Per l'orgoglio e per la maglia, il tifo rossazzurro riempirà il Massimino, ma ribaltare il 4-0 di Ascoli è un'ardua impresa. Sentiamo l'umore dei tifosi al microfono di Tonino De Mana. Nonostante tutto il presidente Pelligra ci crede ancora, lei ci crede? Io sì, ci credo. È una questione di orgoglio più che di risultato, anche perché ribaltare il 4-0 di Ascoli è quasi una missione impossibile. Una cosa è certa, il tifo organizzato sarà sugli spalti del Massimino a tifare, urlare, gridare e perché no sognare la rimonta. Curva Nord e Curva Sud insieme per un unico ideale, una scelta d'amore per rispetto della città e a difesa di un'identità. Noi questa maglia non la rinnegheremo mai, loro devono vergognarsi di aver fatto una partita così. I ragazzi dovranno fare di tutto per poter ribaltare questo risultato e portare gioia alla città di Catania. La città l'hanno fatto diventare un disastro. Non mi dica che lei su questa panchina la domenica parlate ancora della partita dell'andata? Certo, ma ora per esempio ci saranno molti tifosi che andranno allo stadio, ma per vedere cose. Già biglietto comprato, tribuna abbonato, prelazione fatta, la domanda è andrò al 90%? Non credo. Tu non vai perché non ci credi oppure perché sei sfiduciato dopo la gara dell'andata? Sono sfiduciatissimo. Attesi 20.000 spettatori per una partita in salita, praticamente una montagna da scalare, ma nel cuore di ogni tifoso rimane sempre una speranza. 5-0 per noi, sono fiducioso. 4-0, no, ma e poi vinceremo nei tempi supplementari. Lei è ottimista? Speranzosa. Domani ti sposi, il regalo di nozze che vorresti? La vittoria del Catania, no? Catania-Ascoli? 5-0. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, buona serata.